5 secondi di promo perché stiamo per inaugurare una serata speciale dedicata ad Elisa Cerecchi. A fra poco da Luca Veneziano e da tutti gli amici che ci seguono su questo canale video. Amici che ci seguite in questo canale video, ci troviamo a Forlì, per la precisione a Villafranca, il ristorante si chiama Team Ballo. Solitamente inizio con un gruppo di amici, ragazzi, invece inizio con il marito qua alla mia destra, Christian, e con gli amici che come me sono tifosissimi del Cesena Calcio. E ci siamo. Avvicino un po' la telecamera perché qui abbiamo una bandiera storica, storica del Cesena. Ok, allora mi fa piacere iniziare con loro. Cristian, 2 parole di numero su Elisa Cerecchi, tua moglie, perché questa serata è dedicata completamente a lei. Beh, sono sicuramente onorato di essere il marito di una ragazza che stasera parteciperà a questa bella festa e sono anche decisamente contento dell'andamento di questo grande Cesena, per cui è un binomio. Allora, oltre al Forza Cesena classico, vogliamo guardare un bel Forza Elisa? 1, 2, 3, Forza Elisa! Sentiamo un po' cosa ne pensano le amiche di Elisa. Qui abbiamo Sabrina. Io penso che l'Elisa l'ho scoperta da pochi anni, ma è veramente un'artista completa a 360 gradi, perché si sviluppa dalla pittura alla recitazione, al disegno. Questo è un disegno fatto dall'Elisa, per esempio, non so se si riesce a inquadrare, ma questo l'ha fatto di persona proprio con le sue mani ed è veramente un'ottima amica, per di più. Andiamo da un'altra amica, Lisa. Lisa, Sì? un aggettivo, un qualche cosa su Elisa? Sempre molto carina e gentile, io sono la sua personale barista e quindi ho l'onore di fare il prodino corretto con acqua naturale tutti i giorni e quindi molto carina e gentile. E la volta è di ascoltare Beatrice. Allora, per quanto riguarda Elisa posso dire che è una persona estremamente disponibile ed umana. Come cantante è una scoperta nuova perché non è molto che canta e spero che riesca nel tempo a portare avanti questa sua passione che insomma è nata da poco, ma speriamo che riesca a coltivare nel tempo. E perché no? E qui abbiamo le figlie di Elisa, Giulia e Linda, proprio davanti al disegno della mamma. La mamma com'è, Giulia? È buona. È buona, è una cosa importante e ci fa del bene. Ah, bene, bene. E Linda cosa dice della sua mamma? Parla forte, dai, faglielo sentire. Che ci fa cura, che ci fa cura di noi. Ah, vi tiene cura di voi. Gli diciamo mamma ti vogliamo bene? 1, 2, 3. Mamma ti vogliamo bene. Ancora più forte. 1, 2, 3. Mamma ti vogliamo bene. E qua dentro, mandatele un bacino, dai. Girato un po' per la sala, non sono riuscito a trovare una ragazza o un ragazzo o anche magari qualche amico o parente che abbia detto male di Elisa. Elisa, ma chi sei? No, c'ho i miei difetti. Chi sei? C'ho i miei difetti, uno che non posso dire. Come uno che non posso dire? Che lo Parla, sa quel parla tavolo, forte. No, quello non si può dire. No, difetti ne ho tanti. Adesso non mi viene in mente niente, però ne ho tanti. Uno piccolo. Uno piccolo. Sono permalosa. È permaloso. Parla anche con la voce flebile. Perché non devo farmi sentire. Allora, sembra che siamo da soli noi due, che non ci senta nessuno, mentre il locale è gremito fino all'impossibile. Fate sentire l'applauso.
vuoi ringraziare chi ti segue, chi ti ha seguito fino ad ora nel tuo percorso attraverso i nostri siti, attraverso questo canale video? Allora, innanzitutto sono contentissima perché sono riuscita a riunire tutti i miei zii, tutti i miei amici più cari e sono contentissima che siano venuti ed abbiano accettato di venire qui a vedermi. E questa cosa mi dà molta soddisfazione, credo sia la cosa più grande. E niente, ringrazio tutti perché ogni volta che passano vengono sempre a sentirmi. Bene, E bene, questo mi piace. benissimo. Allora io direi di iniziare la serata proprio con un applauso da parte di tutti. Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore, da nome gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi più del sole, scendi questa neve, questa bocca che ho fatto, tanto gloria, gloria. Quello che avete visto è un sunto della serata che è stata davvero fantastica. Siamo al Team Ballo Villafranca di Forlì, questa è la proprietaria che si chiama Barbara e abbiamo anche gli altri titolari Massimiliano, e Michael. Dicevo, in una serata piena di ospiti, sono qua a fianco a me, abbiamo avuto, eccoli qua, Adesso in creatura, Vincenzo, Silvia, Michela, Roberta, Giulia, Francesco, Ivan, Luca, e poi abbiamo Cristian. sono sempre Francesco. sta facendo il suo. E poi la serata dedicata completamente ad Elisa Ceretti, alla quale consegno la fascia di reggimenta della canzone con l'applauso di tutti i presenti. Ok, allora voglio ringraziare chi è venuto di nuovo qua a salutarti. Ringrazio tutti i miei zii che mi hanno dato una grandissima soddisfazione a venire a ascoltarmi e tutti i miei più cari amici che tutte le volte che possono venire vengono sempre. da parte mia Luca Veneziano, appuntamento su questo canale video con l'applauso di tutti i presenti. Di nuovo